Appassionati di equitazione, ben trovati. È il Palasturla di Manerbio che vi introduce nel concorso ippico internazionale che si tiene qui 30 ottobre. Un saluto da Marco Lollobrigida in voce, Sabino Binasoli al coordinamento tecnico. Queste le immagini del percorso. Vedremo insieme la seconda manche, percorso che prevede 7 ostacoli, una lunghezza di 340 metri, un tempo medio 59 secondi, il tempo limite sono 118 secondi. Sono arrivati in 15 a questa seconda manche Luis Francisco de Acevedo, brasiliano, Filippo Moyerson, poi la Mazzone, Joel Dagut Kairaski, francese. Vediamo Jaroslav Krishinski, Roberto Erioldi, Fidel Vogt e tutti gli altri. Avete visto anche Salvatore Bagni qui in provincia di Brescia per seguire questo concorso ippico internazionale. Seconda manche, dicevamo, il primo è proprio lui, Luis Francisco de Acevedo, giovane, classe 1985, monta Spiritus. Per lui la prima manche con una penalità. De Acevedo che a Palermo è stato ottavo, la Coppa degli Assi, ha avuto anche un buon ottavo posto sempre a Palermo, e a Catania a Coda Volpe. Per il brasiliano che monta Spiritus Van de Heffink, un bel cavallo belga nato nel 1995. Ad Abano Terme è stato secondo, tra le altre cose, proprio con questo binomio, il brasiliano e il suo Spiritus. Date un'occhiata al percorso. Primo passaggio di sentiero 1,40 m per 1,30 m, poi c'è il passaggio ancora di sentiero, eccolo qui. Qui è 1,45 m per 1,45 m, avremo poi la verticale di barriere e tavole che vado ad affrontare ora come terzo ostacolo. Poi avete visto girata a mano sinistra piuttosto netta per andare in un'altra verticale di barriere, però sul fosso qui arriva il primo errore, quindi penalità. 4 punti di penalità per il cavaliere brasiliano. La gabbia sbaglia nella seconda parte della gabbia, ovvero il passaggio di sentiero. Ora è buono il falso largo con cancello appeso, invece il passaggio buono per lui. E poi il passaggio di sentiero, altro errore. Tutto sono 3 penalità, 12 punti, quindi in meno per il brasiliano. Andiamo anche a vedere quanto è il suo riscontro cronometrico in questa seconda manche. 12 penalità, rivediamo qua proprio l'errore, il primo errore per quanto lo riguarda. Abbiamo visto anche nella gabbia di Acevedo. Attualmente posizione dopo aver sbagliato il quarto posto, 43 secondi per lui. Intanto abbiamo Filippo Moyerson adesso, 30 agosto 1954, cavaliere insomma di un certo spessore. Moyerson ha vinto tanto assieme ad Eclipso del Colle, un stallone Sauro Hannover nato nel 1997. Abbiamo intanto qui il passaggio pulito sul secondo passaggio di sentiero, buona anche la verticale di barriere e tavole, 1,50 m in tutto, altra verticale di barriere però su fosso, in questo caso pulito. Qui c'era stato l'errore precedentemente invece del cavaliere brasiliano, poi girata a mano destra, va ad affrontare la gabbia pulita, bello stile, come detto da parte di Filippo Moyerson nel suo Eclipso del Colle. Ha anche pulito il passaggio, il falso largo con cancello appeso, 1,50 m per 1 metro. Ottimo il falso largo con cancello appeso, l'hai visto. Poi il passaggio di sentiero con tavola, 1,55 m per 1,60 m, percorso netto per Moyerson che va ad accarezzare il suo stallone. Moyerson che aveva vinto molto quest'anno, tra le altre cose il primo posto a Gradisca di Sonzo su Petrushka, seconda con Eclipso del Colle, sempre il primo posto a Gradisca di Sonzo. Un buon 2005 per Moyerson. Andiamo a vedere adesso la Mazzone, Joel Kairaski Dagut. Quattordicesima Fontainebleau su Even du Vallon nel 2003 nel campionato nazionale francese. Monta qui Fairway 2, un castrone sauro francese peraltro.
finora non ci sono errori per lei. In questo percorso la francese che aveva un errore nella prima manche, e qui arriva anche il suo primo errore, però in questa seconda manche, poi girata a mano destra per lei, va ad affrontare la gabbia, primo errore, 2 penalità quindi, primo errore nella prima parte della gabbia, ovviamente. 2 penalità, ora vediamo come va ad affrontare bene Pulito. In questo caso il falso largo a un cancello appeso, poi alla fine il passaggio di sentiero con tavola 1,55 m per 1,60 m, il più largo dei passaggi di sentiero, quello sicuramente più impegnativo. Chiude per quanto la riguarda con 2 penalità. Attualmente si supera comunque Spiritus, quindi il binomio Dea Sveto Spiritus, Joel Dagut Kairaski con Fairweed, ed ora tocca all'inglese James Wingrave, 3 giugno 1985, assieme a Kalira, la femmina baio belga. Per lei ci sono 9 anni d'età, classe 1996. Sarà terza nella Coppa delle Nazioni a squadre a Potterbrady, insieme a Wingrave. Insieme hanno avuto anche una buona quarta posizione nella Coppa delle Squadre, Coppa delle Nazioni, sempre. Per Wingrave c'è il secondo posto nel 2002, tra le altre cose, nel campionato d'Europa Young Riders, categoria quindi giovani. Quest'anno ha avuto, assieme a Spring Master però, non con questo splendido cavallo, questo splendido baio belga, questa splendido baio belga femmina, ma assieme a Spring Master ha avuto 3 primi posti a San Lazzaro di Savena, a Rosà, a Modena, secondo posto ad Arezzo. Si è ben comportato certamente in questo 2005 in Italia il cavaliere inglese, come detto, nato nel 3 giugno del 1985. Non sembra velocissimo, peraltro qui Wingrave, rivediamo la penalità all'errore nella gabbia, nella prima parte della gabbia, più impegnativa è la seconda, però certo lì c'è meno spazio poi per la rincorsa, una penalità, 4 in meno. Per Wingrave, che è comunque sotto rispetto agli altri, che finora hanno effettuato la seconda manche. Luis Felipe de Azvedo Senior, classe 1953, del 17 agosto. Le Olimpiadi ha avuto a Sydney e Atlanta, insomma, a Sydney su Ralph, ad Atlanta su Pharaon, 33esimo e 49esimo posto. Campionato del mondo, non è andato mai oltre il 19esimo posto nell'82 a Dublino con Tambo Nuevo. Da poco monta Cordano Sanremo un stallone Morello Holsteiner, con il quale però ha avuto già un buon primo posto a San Lazzaro di Savena. 40esimi nel Gran Premio, 2 manche invece a San Lazzaro di Savena sempre. Finora buona la prova comunque da parte di questo binomio. Vediamo la gabbia, buona, pulita. La gabbia registrare il passaggio di sentiero 1,50 m per 1,50 m. Il falso largo con un cancello appeso. L'errore qui, la penalità, quindi la prima penalità per lui, e invece poi arriva pulito al passaggio di sentiero con tavola 1,55 per 1,60, come detto il passaggio di sentiero certamente più indicativo. Non ci sono Oxer in questo percorso. Alexander Schill adesso su Libertino II, stato 44esimo degli Young Riders a Vila Mura Noita nel 2004. Assieme a questo cavallo Libertino II, un Holsteiner Castrone Baio nato nel 1996, hanno avuto un sesto posto all'Ummen in 1,40 mista. E vedremo come affrontano questa prima parte su Libertino II. Alexander Schill nella prima manche percorso netto, non ha avuto, ci sono state penalità quindi per questo binomio. Arriva un po' forse in difficoltà qui, però riesce a superare molto bene l'ostacolo, poi piega a mano sinistra. Vediamo come va ad affrontare, buono.
anche verticale di barriere su fosso. Ora ci sarà la gabbia, verticale di barriere prima, poi passaggio di sentiero, al secondo sbaglia, una penalità, 2 penalità. Disastrosa la gabbia per Alexander Schill. Siamo ad 8 punti, 2 penalità per lui. Questa seconda mancia Alexander Schill. Attualmente è in sesta posizione Schill. L'applauso, prova non convincente, comunque soprattutto nella gabbia, difficoltà notevoli per il binomio. Rivediamo qui, ci ripropongono proprio il replay dei 2 errori. Il primo lo vedete, addirittura cadono 2 barriere, nella verticale di barriere 1,50 m in questa gabbia semplice. Poi il passaggio di sentiero ha anche l'errore. Tocca adesso a Sueli Sprunger, svizzero, su Hilton Daje. Sprunger che è stato quinto nel campionato nazionale nel 2001, montava Onyx quinto. Qui con Hilton Daje, un castrone sauro francese nato nel 96, ha avuto 2 buoni secondi posti, un buon secondo posto a Barcellona, un terzo posto ad Atene nella Coppa delle Nazioni Squadre. Vediamo cosa fa Sprunger, nato il 13 dicembre del 1952, è stato anche campione svizzero nel 99 su El Padrino, era il binomio per loro. Ha avuto delle buonissimi risultati Sprunger, che qui sta andando comunque bene assieme a Ruben Durias Das. Ha vinto ad Arezzo, a Sprangenberg, a Monaco-Riam. Come detto, secondo posto buono a Barcellona invece con Hilton Daje. Il cavallo che monta ora. Buono anche il passaggio nel falso largo con cancello appeso. L'ultimo! L'applauso giusto per questo binomio. È primo attualmente. Non ci sono penalità, non c'erano penalità neanche nella prima match, 46-42 il tempo per lui. Quindi percorso netto per questo binomio, l'applauso giusto per Hans-Sueli Sprunger, giro un po' così d'onore assieme al suo Hilton Daje, suo castrone sauro come dicevamo francese. D'altronde ha giocato anche l'esperienza certamente. Enrico Maria Frana adesso, assieme a Enigme de Maury, un castrone sauro francese nato nel 1992. Vediamo cosa farà Enrico Maria Frana, nato il 22 gennaio 76 a Gazzaniga, Bergamo. È stato 21esimo negli Young Riders per 2 anni, a Klagenfurt e a Morsel su Triomphe de Pona. Quinto negli juniores, categoria da Atene a Busby secondo nel 1994. Terzo nel campionato del mondo militare nel 2000 su Deutsun Guernica. Andiamoci però a seguire, un po' nervoso sembra. Suo cavallo qui lo tiene bene dopo le difficoltà per il carabiniere, soprattutto nella... Ah, qui fortunato. Un po' difficile affrontare, soprattutto quando gira a mano sinistra, questa è l'impressione. Ancora un po' di fortuna, lo zoccolo che tocca appena l'ostacolo. Andiamo a vedere ora la gabbia semplice. Si prepara per il salto, buono il primo, buono anche il secondo. Buon percorso finora per Enrico Maria Frana, pulito. Manca l'ultimo, dopo il falso largo con cancello appeso, adesso il passaggio di sentiero con tavola. È l'errore alla fine. Con, mi sembra, la zampa posteriore destra, l'impressione è stata questa. Peccato la penalità per Frana. Era un percorso netto nella prima match, 41 secondi e 50, era stato anche molto rapido, il più veloce peraltro di tutti finora, con 41 secondi e 50. Gli vale il secondo posto, primo è sempre Hilton Daje con Hans-Sueli. Roland Birkler, nato nell'81, lo svizzero, 11esimo quest'anno ad Ascona su Cayenne, ovvero su questa femmina by Holsteiner, sempre montata da Roland Birkler. Miglior risultato finora a Giubiasco, Gran Premio 2 manche, quarto posto per loro. Andiamo a seguire però cosa fa questo binomio. Piega mano destra adesso, sparato ad affrontare il prossimo ostacolo. Ed è ancora un passaggio di sentiero, 1,45 per 1,45, più largo rispetto al precedente che era 1,30 m di larghezza. Buona anche la verticale di barriere e tavole. Ora andiamo a seguire la verticale di barriere su fosso dopo la piega mano sinistra, poi avremo la gabbia. Supera bene questo ostacolo, si prepara adesso per la gabbia.
Birkler che non ha avuto penalità nella prima manche. Attenzione, il tempo non sembra eccezionale, la gabbia è pulita, abbastanza lento appare il cavaliere svizzero in questo caso, quantomeno rispetto a Frana, velocissimo, passa bene, il falso largo con cancello appeso, ultimo, passaggio in sentiero con tavola molto largo, andiamo a vedere cosa fa, pulito, anche quest'ultimo 53 secondi 84, piuttosto lento, una penalità per lui, attualmente è terzo, abbiamo Enigma Mauri, secondo posto, primo posto per Hansueli Sprunger, l'altro elvetico, e poi terzo posto appunto lui, Jaroslav Krzyzewski, polacco, classe 1978, una sfilza dei primi posti per lui in diversi concorsi ippici internazionali a Palermo per 3 volte